Conca oggi è presente all'estemporanea del quinto festival Ghirigori Guerra e Pace. E cosa stai realizzando, Franco? Allora, un casotto Sì? e sono delle casettine che sono state costruite al Poetto a Cagliari negli anni molto antichi. Molto antichi. Neanche io ero nato comunque. Sì. E hanno buttato giù negli anni 80, se non ricordo male. Sì. Sì. Giusto? Sì. Ok, quindi questa realizzazione in estemporanea, cosa stai utilizzando? Tu solitamente utilizzi l'olio, Sì, colori ad olio. però oggi per realizzarlo più velocemente credo che stia utilizzando gli acrilici, Esatto. no? Che asciugano prima. Spiega un po' la differenza a questi ragazzi tra l'olio e l'acrilico. Allora, i colori acrilici sono a base di acqua, dunque asciugano prima, mentre l'olio ci vuole molto tempo per asciugare e non è possibile realizzarlo. Questo è già asciutto, vedi? Sarà che stai mettendo solo il colore. 5 minuti, adesso sto facendo la base, poi dopo va il colore La spiaggia. giusto, la spiaggia, il colore del... Aspetta, ma qui non è tipo il bar, tipo un bar. Dove c'è l'ombra. Sono delle casettine che venivano utilizzate come spogliatoi. Sì, si cambiavano, si mettevano in costume e poi andavano a E si dormiva pure perché c'erano anche dei letti. C'erano tutte le famiglie. Sì, ognuno aveva il suo. Allora, io farei un bel applauso a Franco Conca e lo ringrazierei. Grazie Franco. Grazie a voi, grazie. Buon proseguimento. Buon lavoro Franco.